Il Centro per lo Sviluppo Economico, i Trasporti e l'Ambiente a Kuopio si occupa di attività di implementazione e sviluppo della regione e dipende direttamente dal governo centrale. In Finlandia operano 15 centri che hanno il compito di promuovere la competitività regionale, il benessere e lo sviluppo sostenibile e di contrastare il cambiamento climatico. Quante aziende biologiche ci sono nella Savonia del Nord? In North Savo we have 361. Qui nel Nord Savo abbiamo 271 aziende biologiche, 271 aziende di cui 30 sono biologiche. In Finlandia il 14% delle aziende sono biologiche. Qual è la superficie totale delle imprese bio? Ci sono 19.000 ettari votati al biologico nel Nord Savo e principalmente le aziende hanno animali da carne perché possono andare al pascolo. Che attività di supporto date alle imprese agricole? Allora, loro cercano di rinforzare i punti di forza che sono gli animali da latte e anche da carne e anche la raccolta dei piccoli frutti. Purtroppo il mercato è molto competitivo e devono rendere i costi efficienti, pur essendo nella parte nord dell'Europa, quindi con la difficoltà del clima. Quali sono le conseguenze della guerra in Loro Ucraina cercano per il di vostro paese, la rinforzare vostra regione? La guerra in Ucraina ha avuto un effetto immediato sulla nostra economia perché negli ultimi 20 anni c'erano stati molti turisti nella nostra area e quelli hanno cessato di essere quasi immediatamente. L'altro effetto è che molti lavoratori venivano dall'Ucraina specialmente per la raccolta delle fragole e anche questi non ci sono più. E un altro effetto della guerra è stato sull'importazione del legno dalla Russia che era importato per l'industria del legno e anche per la produzione di energia e non immediatamente ma in un anno o due anche quello è quasi scomparso. Un altro effetto della guerra è stato sull'importazione dell'urea sotto forma di ammoniaca dalla Russia o anche sotto forma di gas, che anche quella è quasi scomparso e quindi il prezzo dell'urea qua in Finlandia e dei fertilizzanti sono aumentati. In questa regione è importante la produzione delle fragole? La produzione di fragole in questa zona copre il 30% di produzione di fragole totale della Finlandia e producono anche una quantità discreta di lamponi. Ci sono anche aziende agricole che producono fragole in maniera biologica, ma sono poche perché è molto difficile coltivare la fragola in maniera biologica. Non solo latte ma anche capi da carne, come nel caso di Jyrki Aponen, che alleva esemplari di razza Highlander molto rustici e resistenti al clima rigido della Finlandia. Allora, la razza principale allevata è la Highlander, ma c'hanno anche qualche incrocio, tipo questo toro qua davanti è un Highlander per Hereford, che è sempre una razza da carne. Hanno fatto l'incrocio nella speranza che i vitelli crescano più velocemente. Vedete che gli Highlander hanno le corna molto lunghe che devono essere mantenute perché sono biologici e c'è solo un macello qua vicino che li macella e che sa come gestire poi le corna. Vedete che questo toro è senza corna e lui spera che i vitelli che nascono incrociando le due razze nascano senza, è improbabile, ma quantomeno con le corna più corte. Perché così non è un problema da mandarli al macello e negli altri macelli. I geni che portano le corna lunghe in genere sono più forti dei geni che portano l'assenza di corna.
Hanno circa 60 madri di Highlander che danno tra i 60 e gli 80 vitelli all'anno. And of course, because the calves are growing very slowly, it takes about 3 years. Poiché i vitelli crescono molto lentamente, raggiungono il peso ideale per la macellazione a 3 anni e quindi in questo, diciamo, la loro mandria consiste di circa 200 animali. And every summer these sheep goes to the island. In azienda hanno anche una decina di pecore di una razza tipica finlandese che stanno sempre fuori al pascolo ed estate le mettono su un'isola qua davanti in cui c'è una grande biodiversità sia per quanto riguarda le piante che gli animali, gli insetti ed è molto buono per la biodiversità e per la natura che le pecore vadano sull'isola d'estate e mangiano tutte le erbe. A disposizione degli animali da carne hanno circa 20 ettari di pascolo e 20 ettari di bosco in cui possono pascolare anche. Per alimentare gli animali d'inverno viene dato l'insilato di erba, hanno circa 100 ettari di campi in cui viene coltivato il trifoglio, il timoteo e la segale selvatica e viene tutto insilato e dato agli animali quando è tutto coperto dalla neve. L'inverno la temperatura arriva anche a meno 30, 35, 40. Gli animali non hanno nessun problema a sopravvivere al freddo e gli danno da mangiare ovviamente e l'acqua viene riscaldata elettricamente in modo che rimanga liquida. E soffrono invece di più d'estate il caldo, ma hanno accesso al lago e possono andare a rinfrescarsi entrando nel lago. Ci sono lupi in questo territorio? I hope that no. Yes. Of course there is some wolves here in this area. Allora, c'è la possibilità che ci siano dei lupi, ma sono pericolosi solo se sono tanti insieme. Se ce n'è solo uno, come è successo, non fa niente. C'è la lince e anche l'orso, che potrebbero creare dei problemi, ma finora non è mai successo niente. Qualche settimana fa è passato un lupo, ha passeggiato lungo il recinto, ma non è entrato e non è successo niente proprio perché era da solo. 2 anni fa aveva la licenza di caccia e capitava, anche se raramente, di sparare a dei lupi o forse un orso, ma 2 anni fa sono cambiate le regole dell'Unione Europea per cui è sempre più difficile ottenere la licenza di caccia che lui non ha più e quindi non spara più a nessuno. Un allevamento di bovini di razza Angus, ma anche un agriturismo che si affaccia ai Grandi Laghi. È quello condotto da Henri Kanonen e Vilma Kosmanen, giovani agricoltori che hanno investito su un turismo rivolto a chi ama gli spazi aperti e la natura. Eric e Vilma conducono un'azienda anche agrituristica qui chiamata Kivenappa. Siamo a una cinquantina di chilometri da Kuopio. Hanno animali di razza Angus e sono a ridosso proprio di un lago. È un'attività che è iniziata da poco tempo e che insomma sta dando soddisfazione a loro, anche perché l'agriturismo in quest'area e il turismo è notevolmente incrementato. Allora, innanzitutto, quanti animali avete nella vostra azienda e da quanti anni avete iniziato la vostra attività? Hanno circa 20 mucche madri e in totale 40 animali allevati in maniera biologica e anche i campi sono coltivati in maniera biologica e hanno cominciato insieme dal 2020. Come mai la scelta di aprire un agriturismo e di venire in quest'area abbastanza distante dal paese? Loro sostengono di non essere nel mezzo, cioè di non essere lontani dal centro, ma sono in realtà al centro del North Savo, questa regione che è la regione dei 1000 laghi. In realtà hanno portato avanti un'azienda che era già stata cominciata dai genitori di lui, che avevano già questo tipo di attività nella Careglia, che è la regione da cui provengono. La vostra azienda si chiama Kivenappa perché era una regione della Russia prima della Seconda Guerra Mondiale, quindi i vostri genitori sono dovuti, diciamo,
sfollare e venire in questa zona, e voi avete mantenuto il vostro nome, il nome della regione Kyivynappa? Non hanno solo mantenuto il nome Kyivynappa, che effettivamente è la regione da cui i nonni di Hendrik sono scappati via al momento della guerra con la Russia, ma hanno mantenuto anche dei piatti, per esempio il pane, che lo fanno secondo le tradizioni della Carelia. Quanti ettari avete complessivamente nella vostra azienda? In totale sono circa 50 ettari e in più un po' di foresta, circa 30 ettari. L'attività agrituristica in che cosa consiste? Avete ospitalità e avete anche specialità alimentari? Sì, hanno una piccola boutique sulle rive del lago e hanno questa attività alimentare, di ristorazione, con vari piatti tipici nominati persino, per esempio il pane, dall'Università della Savonia, e poi fanno anche eventi e attività come le gare di canottaggio. Quindi voi è un'attività a contatto con la natura, voi siete biologici, e quali sono le attività che consentono di preservare, diciamo, la natura e tutelare l'ambiente in termini generali, insomma il vostro ambiente di lavoro, ma l'ambiente in generale? Loro come azienda agricola sottostanno a tutti i regolamenti dell'Unione Europea per quanto riguarda il biologico, quindi per esempio le fasce lungo la riva del lago di protezione, e anche gli animali sono su un pascolo polifita e con una grande biodiversità che loro contribuiscono a mantenere e a sostenere. E siamo giunti al termine di questa puntata, dove abbiamo anche raccontato un po' di agricoltura finlandese, un paese dove foreste e laghi fanno da contorno alle attività dei produttori. Ci trovate come sempre tutte le settimane anche sui nostri canali social che vedete in sovrimpressione. In collaborazione con AgriBanking, il tuo partner di filiera.